Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un magazzino al civico 2428 del Sestiere di Santa Croce, nella calle denominata Sporca, una calle molto stretta con edifici vecchi fatti in gran parte di legno. L'incendio sarebbe iniziato intorno alle 20:30, come racconta Ivano, il titolare di un locale poco lontano, che si è precipitato sul posto per capire cosa stesse accadendo. Ho capito che qualcosa non andava, di che ho chiuso il ristorante, sono stato lì, ho visto del fuoco, ho visto tanta gente. Come sempre quando un edificio veneziano va in fiamme, la paura di chi abita nella zona è grande. Ho pensato molto al peggio, sono tutte case del 1700 praticamente fatti di canna, di legno vecchio, e poteva succedere qualcosa di... Se c'era più vento sicuramente andava a finire male. E purtroppo è finita male per un cittadino ucraino 45enne trovato morto all'interno del locale dei Vigili del Fuoco. Stando a quanto ci ha riferito una persona che lo ha visto portare fuori, il corpo dell'uomo non avrebbe presentato segni evidenti di ustioni. Chi ci ha parlato, chiedendo di non essere ripreso e di non registrare le sue parole, ha aggiunto che sembrava che l'uomo avesse una ferita alla testa. Ora sarà compito del medico legale che effettuerà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Un'ipotesi plausibile potrebbe essere che l'uomo, che utilizzava il locale come abitazione col figlio 18enne, sia svenuto per il fumo sprigionatosi a causa dell'incendio e sia caduto a terra, procurandosi così la ferita alla testa. La signora Teresa abita proprio di fronte alla porta del magazzino e ha visto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ho buttato giù la porta, le fiamme sono venute fuori e dopo ci hanno chiusi di là e basta. E mi sembra che avevano finito tutto alle 3 di notte. La signora conferma la presenza fissa di 2 persone. In genere vedevo 2 uomini che stavano sempre qua. Ha avuto paura? Beh, un po' sì, perché sto vedendo queste fiamme qua e poi dopo alla fine abbiamo capito che c'era anche un morto. Il locale è di proprietà di un veneziano che non era in città e che dovrà chiarire a che titolo padre e figlio utilizzassero l'edificio.